Quando l'orizzonte assorbe la costa della patria, il mare pare improvvisamente raddoppiare la sua ampiezza e sulla nave in cammino soltanto le bandiere fremono nell'ultimo lungo saluto. La bandiera vaticana innalzata sull'Augustus porta nell'aria un messaggio di fede, quello della missione pontificia che parteciperà al grande congresso eucaristico di Rio. Si incrocia il Conte Grande, una nave della stessa famiglia che rientra a casa. È un incontro festoso, come di sorelle che si vedono solo di tanto in tanto. La nave è tornata alla sua solitudine. Qualcuno può ormai sciogliere liberamente il nodo dei ricordi, dei sogni, delle aspirazioni che si trascina dietro dalla partenza. I passeggeri si accorgono che si può vivere finalmente liberi dall'assillo delle preoccupazioni quotidiane. I pensieri, i problemi, le sensazioni di ciascuno sembra che appartengano a tutti. Ci si riconosce dagli occhi, dai gesti, dalle espressioni di ognuno. E sulla giornata sovrasta come una dolce imposizione il riposo e la distensione. Qualcuno attende la sera per restar solo. Avrà così l'illusione di essere un po' il padrone della nave. A quest'ora la passeggiata è deserta e mentre nei saloni, nei bar, la vita sociale assume i suoi aspetti animati e brillanti, il solitario preferisce attingere al grande puro respiro della notte oceanica. Siamo ormai al termine della rotta. La terra emerge sempre più dal confine dell'orizzonte ed ora in poi la vedremo sempre più vicina. Gli ufficiali sono ai loro posti sulla plancia comando. I nocchieri approntano i cavi per l'ormeggio imminente. La processione di ringraziamento si snoda lungo la nave. I dignitari e i prelati della missione pontificia accompagnano il grande baldacchino del Santissimo Sacramento. Anche gli ufficiali e il personale di bordo si uniscono al pio corteo. Dalle banchine del porto, parenti, amici e curiosi attendono l'approssimarsi della nave e guardano alle manovre delicate dei rimorchiatori. Anche il timoniere è particolarmente interessato a questa prima fase dell'attracco. Gli uomini di bordo preparano intanto i cavi di ormeggio.
La metropoli viene incontro alla nave. Le case, le strade sono ormai vicine, quasi a contatto con il mare. La manovra è terminata. Si recupera l'imbando dell'ancora, si chiude il vapore degli argani. Le 1000 storie che la nave ha portato fin qui attraverso l'oceano cominciano a prendere terra. La nave è rimasta sola, immobile nello specchio d'acqua del molo. Ma a bordo si prepara già il nuovo viaggio e si danno disposizioni per il giorno della partenza. I rimorchiatori si scostano dopo aver portato a termine il compito affidato. La nave è pronta ad affrontare ancora una volta l'immensità dell'oceano.